Eder. Mech. Pallister. L'episodio recente che ha coinvolto il caso di Liliana Resinovic si configura come un'ulteriore dimostrazione di come i social media possano diventare un terreno fertile per la disinformazione e l'odio, evidenziando l'assoluta mancanza di controllo che caratterizza tali piattaforme. Questa situazione è emersa in modo particolarmente drammatico a seguito di un post condiviso da Gabriella Micheli, ex vicina di casa di Liliana, il quale ha sollevato interrogativi e critiche nei confronti di un'affermazione fatta dal marito di Liliana, Sebastiano Visindin. Il contesto di questo episodio è particolarmente delicato, poiché il caso della morte di Liliana Resinovic ha suscitato un dibattito intenso e controverso negli ultimi 3 anni, senza però mai raggiungere un livello di tensione così elevato come quello attuale. Questo fenomeno è stato spesso descritto come un circo mediatico, che ha attirato l'attenzione della procura, in particolare per le comunicazioni rese pubbliche dall'ex procuratore capo Antonio De Nicolo durante le prime fasi delle indagini. È significativo che questo episodio si sia verificato proprio in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, che ricorda le vittime della Shoah in tutto il mondo. Durante un'intervista per un servizio pubblico, Sebastiano Visindin ha rivelato che sua madre era stata deportata in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Una testimonianza che ha immediatamente suscitato un'ondata di reazioni sui social media. Questo fenomeno ha portato a una serie di commenti, molti dei quali hanno messo in discussione la veridicità delle affermazioni di Visindin, generando un clima di polemica e indignazione. Il post di Gabriella Micheli ha attirato l'attenzione di numerosi utenti, i quali hanno espresso il loro scetticismo riguardo alla dichiarazione di Visindin. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni che hanno spinto l'Osservatorio Nazionale Antisemitismo a intervenire, segnalando l'episodio e sottolineando la necessità di riflessione su come le piattaforme social possano amplificare l'odio e la disinformazione. La segnalazione menziona la sensazione di impotenza di fronte a un fenomeno che sembra inarrestabile, paragonando gli sforzi di arginare tali dinamiche a svuotare il mare con un cucchiaino. All'interno della discussione, uno degli utenti, identificato come Sincero, ha pubblicato un commento particolarmente offensivo, insinuando che le madri di individui come Visindin venissero deportate per evitare ulteriori danni, un'affermazione che ha suscitato reazioni di sdegno. La denuncia mette in evidenza come non ci sia stata alcuna azione da parte di chi gestisce i social per fermare questo tipo di attacchi, lasciando spazio a una vera e propria tempesta di troll, che ha preso di mira Visindin in un modo che denota scherno e dileggio. Un commento particolarmente significativo è stato lasciato dalla cugina di Liliana, Silvia Reidin, la quale ha espresso il suo scetticismo riguardo alla veridicità della dichiarazione di Visindin, affermando che né lei né Liliana avessero mai sentito parlare della deportazione della madre. Reidin ha aggiunto che la madre di Visindin conduceva un'attività completamente diversa, invitando a chiedere informazioni ai residenti di Gorizia per avere un quadro più chiaro della situazione. Tra i vari commenti emersi, ci sono anche affermazioni che vanno oltre il semplice scetticismo, con utenti che si chiedono quale sia il destino di Visindin, esprimendo timori per un possibile arresto prima della relazione della dottoressa Cattaneo, senza che ci siano attualmente indagati nel caso. Queste affermazioni, che si spingono al limite del lecito, riflettono la frustrazione e l'ansia che circondano un caso già complesso e misterioso. Infine, alla denuncia inviata all'Osservatorio Nazionale Antisemitismo si unisce anche una lettera che sottolinea l'importanza di affrontare il tema con sensibilità e rispetto, considerando non solo la tragedia individuale di Liliana Resinovic, ma anche il contesto storico più ampio e le sofferenze delle vittime della Shoah. L'autore della lettera esprime preoccupazione per come la discussione attorno a un evento così tragico possa degenerare in un clima di barbarie e inciviltà, evidenziando la necessità di un approccio più umano e consapevole. In definitiva, ciò che emerge da questa situazione è non solo l'inevitabile conflitto generato dai social media, ma anche la responsabilità collettiva di mantenere viva la memoria storica e di affrontare le questioni con il dovuto rispetto e serietà. La dinamica del dibattito online,
spesso caratterizzata da attacchi personali e mancanza di empatia, mette in evidenza quanto sia essenziale promuovere un dialogo costruttivo e informato. Soprattutto quando si trattano temi così delicati come la deportazione e le esperienze traumatiche legate alla guerra e all'Olocausto, è fondamentale che la società si interroghi su come possa migliorare la qualità della discussione pubblica, affinché si possa prevenire la diffusione di odio e disinformazione, specialmente in un contesto così vulnerabile come quello della memoria storica. Dopo la dichiarazione di Sebastiano, Silvia mi ha chiamato per precisare che a lei non risultava che la madre fosse stata deportata perché nella sua vita non aveva mai sentito questa informazione. Sebastiano, a suo avviso, avrebbe fatto meglio a ricordare invece lo zio di Liliana, morto proprio in questo tipo di situazione a soli 16 anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.